E non contento per un mio modo dopo in aumento, non mi sento più qui pervenuto e mi spavento se sulle altre perturbazioni tu non mi turbi più, tu non mi sturbi. In una gamma di direzioni sottocute, in una somma di creazioni incompiute, sulle linee epiletiche, dallo slancio all'inerzia. Mi garantisco così da contaminazioni venere, da trombosi, di corpi cavernosi, nelle trincee, nelle cefalee, come maneggiare mi sento ancora, al conte con monte, riaperto di Deo, spirito di villette, come fosse adesso, ma ci contento a questo, e ma proditiaco, non dico mai la verità, in dettatura se non sotto tortura, perché il mio congiuntivo è congiuntivi, il mio indicativo è un indizio uditivo, è un contegno linguistico. Sta scardinando la biblioteca poetica con un indovina indovinello, ci chiede poco. Esamitzat è un termine russo e significa autoproduzione editoriale. Con un candore disarmante annulla tutte le convenzioni letterarie, ma non lo fa apposta. Lui è proprio così. A lui non interessa pensare alle cose già pensate, preferisce l'azione inventiva di una scrittura tutta sua, in un inesausto flusso di parole e ritmi, pluralista e senza scelta. Troppe parole, niente fatto, e con cui mi chiedo, chi sei tu? Accicate come crostacei di calcare, pulsano come dire gli occhi di una donna sulla specchiera, sedotta e abbandonata, simile ad una gallina nera che poco un uovo sgretolato dalla ruggine. La poesia di Stefano è chiaramente una poesia aperta, come si dice, tra virgolette. C'è il comico, c'è il tragico, c'è il fuoco d'artificio linguistico, c'è il non senza, a volte c'è la graffiatura proprio di quelle forti.